Allora, organizziamo, calma amico mio, calma. Allora, comprare un oggetto da tavolo buffet, perfetto, abbiamo abbastanza soldini. Il buffet, come dire, è una sorta di... come dire, questo tavolo da buffet è una sorta di zona, come dire, per rendere tutto più interessante per quanto riguarda il lato del cibo. Allora, vediamo un po' dove lo possiamo ritrovare. Deve essere qui intorno, vediamo un po' la nostra zona appunto di... eccolo qua appunto, il nostro caro buffet. Vediamo di metterlo appunto vicino al nostro igloo, ormai mezzo scongelato, benissimo. Allora, visto che ci ritroviamo di fronte all'ultima festa universitaria, io direi di festeggiare il tutto nella maniera migliore. Intanto una bella doccia, altrimenti tutti i nostri ragazzoni svengono. Tutte le docce distrutte, Comunque, ecco qua, ripara la doccia. Abbiamo anche la nostra doccia mezza distrutta da questa parte. E l'unica doccia ovviamente è occupata dalla nostra cara amica. Vediamo al piano superiore se c'è qualcosa di interessante. Mi sa che ci possiamo fare proprio un bel tuffo nel lago per lavarci come si faceva una volta. Allora, intanto vediamo di andare al piano inferiore, ok? E preparare, come dire, qualcosa di interessante. Un bel pane e marmellata, ok? E vediamo adesso finalmente di arrivare al piano superiore. Eccolo qui. Svuotiamo il nostro pungiglione e magari cercheremo di farci la doccia. Allora, visto che è una giornata molto importante, io direi intanto lo sciopero della fame lo lasciamo perdere per adesso. Chiamiamo un bel servizio, magari organizzeremo, anzi, ordineremo una bella pizza che potrà essere anche interessante. Allora, pulire un oggetto... no, ma quale pulizia? Ordinare una pizza, perfetto, come avevo intenzione di fare. Allora, il nostro caro Russell cosa sta combinando? Vediamo, è ancora nei sogni, vediamo un po' nel mondo dei sogni. Vediamo se riesce a tirarsi su il nostro caro amico. Sono le 7 del mattino, mi sa che dobbiamo immediatamente alzarci. Vediamo un po', ancora non c'è una doccia. Volete vedere che adesso compro una doccia e la metto proprio nella nostra camera? Maledizione, perché proprio in queste condizioni non si può fare una, come dire, questi processi lavorativi di toilette sono completamente bloccati. Quindi intanto compriamo una bella bacinella semplice. Ci sono i tubi dell'acqua qui, vediamo un po'. Mamma mia, non so dove li mettono i tubi dell'acqua. Comunque compriamo un bel lavabo proprio nella nostra stanza e vediamo quindi di lavarci, come dire, in maniera più rapida. Vediamo un po', laviamoci le mani e i denti per velocizzare ovviamente il nostro processo di pulizia. Intanto qui abbiamo la nostra sedia riciclata, ve la ricordate? Intanto qui la nostra PS3 ormai mezza distrutta, ok? Vediamo di alzarci immediatamente. Intanto al nostro lavabo... guardate un po'! Cioè, cos'è successo? C'è un incendio. Intanto questa ragazzona è entrata nella nostra stanza per cacciarci, per lavarsi le mani nel nostro lavabo che abbiamo appena adesso comprato. Intanto vediamo un po' cosa succede. Dov'è il nostro Bill? Oh mio Dio, attenzione, dov'è Bill? Non fare stupidaggini, amico mio, manca un giorno alla laurea. Vediamo un po', dov'è? Proprio il giorno della festa ci doveva essere un incendio. Oh mio Dio, andiamocene via, squagliamocela, non voglio morire. No, adesso che la doccia è libera, che tutti sono interessati all'incendio, vediamo di farci la doccia. No, la doccia non possiamo far nulla. Dov'è il nostro Bill? Non fare l'eroe, amico mio, non fare l'eroe, vai via. Attenzione, anche il nostro Russell è proprio davanti al fuoco. Ma andiamocene via, maledizione. Via, via. Meno male che c'è la nostra cara ragazzona che continua a spegnere il fuoco. Vediamo di uscire di qui. Andiamo, non c'è proprio, dobbiamo rimanere qua a guardare il fuoco, a rimanere secchi, Ok, rimaniamo qui dentro questo forno e cerchiamo quindi di morire. Cerchiamo di spegnerlo però. Dannazione, questi dannati camini. Ok, vediamo un po', ce l'abbiamo fatta, perfetto. Vediamo di ottenere la nostra doccia. Tutte le docce distrutte, ragazzi, vedete, non c'è la possibilità di far nulla, quindi addio il nostro lavabo. Mi sa che abbiamo, come dire, perso i nostri soldi. Ci dobbiamo mettere una bella doccia proprio nella nostra camera, visto che non c'è la possibilità di farcela nella maniera migliore. Ok, allora i nostri ragazzoni uno alla volta. Ok, andiamo anche a svuotare il nostro pungiglione. Qua è proprio una casa piena di incendi, non c'è neanche la possibilità di stare in pace. Mangiamo qualche cerealino. Ok, i nostri cornflakes, benissimo. E magari vediamo adesso di chiamare, come dire, il nostro servizio della pizza. Vediamo un po', sono ancora le 9 del mattino. Magari la mettiamo in frigo e più tardi la prendiamo. Quindi vediamo un po', una bella pizza. Allora, vediamo un po' dove la possiamo ritrovare. Fattorino delle pizze, ecco il nostro caro amico alla grande. Intanto vediamo di servire anche il nostro piccolo buffet, $250. Guardate un po' quanto stiamo spendendo per questa festa. Allora, il nostro falò vediamo se è pronto, che abbiamo raccolto tutte le pietre qui intorno, anche c'è un po' di carbone, benissimo. Diamo un'occhiata al piano di sotto, ecco la nostra ragazzona probabilmente diventerà la nostra nuova fidanzata, ma non credo, con questa scia di puzza che ci continua a uscire fuori dalle ascelle. Ok, intanto al piano di sopra, vediamo un po', la nostra doccia è quasi pronta, il nostro caro Russell ha quasi finito, benissimo. Come potete ben vedere sta vivendo un periodo di grave solitudine, la comunicazione è essenziale per un sim e sicuramente dobbiamo fare qualcosa di importante. Allora, sono le 9:54, magari possiamo fare un bel sonnellino al piano di sotto e prepararci, come dire, alla nostra grande ed emozionante festa. Vediamo cosa succede. Ok, qui addirittura ci sono i divani del XVIII secolo. Un altro incendio.
Vediamo, ho sentito come dire qualche rumorino, come dire abbiamo tutte le nostre docce completamente distrutte, quindi attendiamo come dire l'ora X per il nostro fantastico e splendido ricevimento. Ecco ragazzi, è arrivata appena adesso la pizza, sono ancora le 11 del mattino, manca davvero poco alla nostra splendida festa, vediamo se la nostra ragazzona la mette in frigo, vediamo dove la mette, eccola lì, vediamo chi c'è da questa parte. Ok Russell, vediamo, addirittura se la sta prendendo adesso questa dannata, guardate un po' come cerca di sgraffignare qualche piccolo pezzo, noi ce lo mettiamo adesso dentro i pantaloni, vediamo per evitare che lo prendano questi maledetti, quindi riponi negli avanzi, perfetto, e adesso vedremo di iniziare come dire una sorta di attività sociale con i nostri cari ragazzoni. Bene, allora Bill mi sa che sta per cominciare il suo piccolo pisolino per prepararsi quindi a questa grande serata, benissimo, anzi io direi ragazzi di iniziare a lavorare come dire il terreno con la nostra cara ragazzona che all'interno della quale ritroviamo un po' di attrazione, quindi vediamo intanto di come dire iniziare la nostra conversazione in maniera amichevole, vediamo un po', intanto vediamo di alzarci, scendiamo al piano di sotto sempre che critichiamo come critici d'arte, intanto la nostra ragazzona se la sta facendo sopra, quindi mi sa che dobbiamo aspettare ancora qualche attimo, intanto vediamo cosa succede, senso di importanza, vediamo un po' cosa accade, il Bill non potrebbe sentirsi più importante, ha espresso la sua intuizione a riguardo di qualcosa e anche fatica per aver effettuato l'allenamento appunto in passato. Ok, intanto abbiamo completato finalmente, cosa succede? Attenzione, e questo come dire il nostro caro giochino di raccogliere le mele con la faccia che avevamo appunto preso in passato, intanto il nostro caro Russell sta finalmente godendo di fantastica socialità, vediamo di giocare a succo pong con qualcuno di interessante, ed ecco che finalmente sta per iniziare la festa con falò, vediamo un po', ecco che sta per iniziare, dobbiamo accendere il falò amico mio, basta con questa bacinella d'asini, andiamo a raccogliere finalmente la nostra legna, accendiamo il nostro falò, mi sa che dobbiamo comprare anche un bello stereo da metterlo fuori, quello che avevamo dentro appunto l'ho tirato anche dalla finestra perché rompeva troppo le scatole, quindi vediamo di mettere anche il nostro caro stereo qui fuori per intensificare la nostra atmosfera. Ok, vediamo di accenderlo, c'è un po' di musica, vediamo un po', canale, musica G-Rock, perfetto, può andare abbastanza bene, vediamo di aumentare anche il nostro volume. Non esce niente, maledizione, mi sa che proprio qui fuori non funziona, mi sa che proprio qua fuori non ci sarà neanche la corrente per il nostro caro piccolo nostro come dire, il nostro stereo. Vediamo un po' intanto di aumentare la nostra velocità, vediamo un po', ecco finalmente il nostro falò. Allora, vediamo un po', lancia una provetta, attizza il falò, aggiungi legna, certo deve essere completamente attivo, eccolo qua, mamma mia, Schwarzenegger in persona. Aggiungiamone ancora un altro po', Russell non dimenticherà mai una volta in cui si rivelò migliore nella pesca delle mele. Wow, amico mio, non sapevo che avevi questa particolare abilità. Allora, addirittura vincitore di una sfida, vediamo cosa possiamo fare. Lo guarda il falò, vediamo se è figo come appunto sembra. Eccolo qua, sicuramente arriveranno tutti gli ospiti intorno al nostro fuoco, benissimo, però a noi interessa come dire la nostra cara ragazzona che si ritrova al piano di sopra. Vediamo un po', deve essere appunto da queste parti, vediamo, eccola qui, perfetto, vediamo un po', vediamo di interagire immediatamente, mostriamo un filmato buffo intanto per ingannare l'attenzione, eccola, maledizione, dov'è il nostro caro Bill? Eccolo, avanti, eccola che arriva, avanti, mamma mia, intanto con i pantaloncini da militare, avanti, eccola qua la nostra ragazzona, intanto il fuoco là fuori, guardate che figo. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Vediamo cosa sta mostrando. Ma mi sa che non c'è. Ah, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Allora, vediamo di continuare. Aduliamo il nostro sim, magari vediamo un po', esaltiamo la nostra festa, vediamo un po', chiacchieriamo nella maniera migliore. Sicuramente chiediamo della giornata per essere, come dire, un po' interessati anche al nostro nuovo sim. Perfetto. Magari adesso vediamo di andare, come dire, dall'altra parte. Complementiamo per l'aspetto la nostra amica, anche per la personalità, e vediamo di flirtare con la nostra ragazzona. Intanto vediamo cosa succede al piano di sotto. Intanto c'è il nostro stereo senza elettricità dall'altra parte, benissimo. Allora, il nostro falò è stato ancora spento. È una festa a falò senza... ancora non sono le 3, va bene. Ok, vediamo un po'. Ha vinto la nostra gara alle mele. Ok, accendilo prima che arrivino gli ospiti. Cerchiamo di accenderlo, Bill, forza. Ok, aggiungiamo ancora un po' di legna. Magari lanciamo una provetta, vediamo cosa succede. Avere proprio smanettone. Ok, vediamo di lanciare la nostra provetta, vediamo che succede. Eccola. Addirittura si mette a ridere, eh. Oh mio Dio, è cresciuto. Vediamo un po', è diventato più enorme. Vediamo, diamo un'occhiata. Addirittura siamo diventati dilettanti per aver effettuato questa sorta di attività. Attiziamo ancora il falò nella maniera migliore per renderlo ancora più interessante. Eccolo. Dai, dai ragazzo mio. Facciamolo bruciare ancora per un po' di tempo, comodamente al fuoco. Ovviamente è una grande particolare emozione. Vediamo un po' cosa succede. Il nostro più interessante obiettivo è la nostra ragazzona. Ci ritroviamo disponibili al flirt. Continuiamo a flirtare con la nostra ragazzona e magari continuare a complimentarla per la sua personalità. Perfetto. Allora, vediamo un po' intanto da questa parte.
possiamo tentare, come dire, l'aborto, vediamo cosa succede. Intanto il nostro ragazzone continua ad accendere il fuoco, sempre nella maniera migliore. Ancora questo dannato che cerca di fregarci sempre 125 dollari. Ok, molto ammaliante, ci stiamo avvicinando verso l'ora X, speriamo che non arrivi la nostra ragazzona principale. Eccola, vediamo di abbracciarla amorevolmente, magari di... vediamo un po', ancora non credo che sia la strada abbastanza... attenzione, perfetto, sta andando tutto nella maniera migliore, tanto si stanno avvicinando gli invitati, vedete fuori dalle finestre. Allora, vediamo di iniziare con il nostro bacio per la prima volta, la nostra, come si chiama? Miley Grab, perfetto, vediamo un po', stringere un'amicizia con Miley, eccoci. Grande, ce l'abbiamo fatta, come dire, una seconda ragazza per il nostro caro Bill, perfetto, addirittura ha una reputazione volubile, maledizione, speriamo che non ci ha visto nessuno perché qui ci sono, come dire, anche i muri hanno le orecchie, viviamo, come dire, una sorta di inciuggio, perfetto, vediamo di continuare su questa strada, sussurriamo alla nostra amica nell'orecchio qualcosa, magari teniamo le mani e cerchiamo di andare avanti per questa strada, perfetto, abbiamo vissuto, come dire, una nuova storia d'amore perché ovviamente la nostra compagna era attraente, quindi abbiamo esaudito il nostro desiderio principale. Allora, qua sotto cosa succede? Ancora la zona, come dire, completamente in fiamme, il nostro addetto al fuoco continua ad attizzare, amico mio, cerca di stare come dire, di attizzare il fuoco nella maniera migliore. Intanto qui c'è un po' di pollo, perfetto, prendiamo un piatto di tacchino ripieno, bene, ancora guardate un po' ragazzi, con il fuoco che manda davvero un grande calore, c'è ancora l'igloo qui, proprio perfetto. Vediamo un po' qui dentro cosa succede. Mi sa che la gente non è arrivata, come dire, i nostri invitati non hanno frequentato la nostra festa, come dire, un po' sono dentro, come dire, non sono molto interessati. Allora, e via, Bill Jacobi ha appena reagito intensamente a una festa, perfetto, sicuramente il nostro Bill si sta divertendo, ma visto che siamo riusciti a completare la nostra sessione di esame, vediamo di accendere molti petardi immediatamente per attirare un po' di gente fuori e festeggiare finalmente il tutto. Ok, siamo riusciti, come dire, a ottenere il nostro obiettivo principale, vediamo di continuare ancora su questa strada, carezziamo la nostra guancia e vediamo di mandarla, la nostra amica, magari vicino al fuoco. Ok, vediamo di uscire un attimo fuori, ecco che stiamo addirittura sparando i nostri mortaretti, vediamo un po' dove stiamo andando. Il nostro tacchino principale, eccolo lì, tacchino di Natale, benissimo, vediamo di continuare su questa strada. Ok, adesso andremo immediatamente dentro. Una festa abbastanza interessante anche per il nostro caro Bill, il nostro falò come al solito sempre acceso, eccolo qua, una fiamma che mai si spegnerà, molto bene. Allora, vediamo un po', intanto qui questa ragazzona continua a ballare. Ah, ecco è arrivata finalmente la corrente, probabilmente tramite un filo sottoterra, benissimo. Allora, vediamo un po', intanto Russell, il nostro tacchino ripieno l'abbiamo digerito, benissimo. Ok, adesso andiamo a sparare un bel po' di mortaretti per festeggiare finalmente la nostra ultima giornata qui all'interno della nostra Università di Economia e Tecnologia. Allora, vediamo un po', dove li stiamo sparando i mortaretti? Non in bagno, immagino, eh? Non in bagno, amico mio, ma perché in bagno con tutto il falò che c'era appunto dall'altra parte? Intanto ecco la nostra scatola, attenzione, eccolo, attenzione, ecco che stiamo appunto per sparare, avanti, 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 maledizione, perché non possiamo farli saltare in... ecco, che cos'è? Mamma mia, vediamo un po', è una sorta di petardo molto particolare, ho capito, non è che sembra molto interessante. Vediamo di scendere, voglio spararli proprio all'aperto, proprio qui fuori. Vediamo di... che cos'è? Eccoli, li ha sparati proprio tutti in una volta. Ecco, festeggiamo finalmente la nostra, come dire, il nostro successone all'esame è diventato una sorta di camera a gas. Maledizione. Ecco, intanto cos'è tutta questa musica? Si stanno divertendo alla grande proprio al piano di sotto. Gente che continua a divertirsi alla birra pong, intanto un po' di persone che si divertono al falò e soprattutto la nostra pizza direttamente nello stomaco. Nonostante, come dire, il nostro insuccesso all'università, non bisogna mai rimanere tristi anche per una delusione, bisogna essere, come dire, come al solito sorridenti, come dire, sempre. Quindi vediamo di arrivare immediatamente al nostro falò, aggiungiamo ancora un po' di legna, attizziamolo e cerchiamo di essere competitivi al massimo per la nostra ultima giornata di esame, per le nostre ultime ore. Il nostro caro ragazzone mi sa che ha socializzato abbastanza, il nostro caro Russell mi sa che adesso possiamo anche sparare qualche altro mortaretto qui fuori, benissimo, addirittura ci siamo vestiti in maniera adeguata per questa nuova zona. Ok, eccolo, avanti e festeggiamo ragazzi, un ottimo applauso per i nostri esami appena adesso conclusi, con le mani nelle orecchie, eccolo qua, e finalmente la nostra sessione di esami finisce. Cercheremo adesso di capire se abbiamo ottenuto... maledizione, mi sa che non è andato tutto nella maniera migliore, cerchiamo di spegnerlo amico mio, spegniamolo, è arrivato il nostro caro ragazzone coraggioso, avanti, prendi l'estintore, vedete l'icona appunto del coraggio, avanti, ecco è uscita adesso tutta la gente che c'era alla zona della nostra festa, avanti, ambiente fetido addirittura, spegniamolo, maledetto Bill, forza, ce l'abbiamo fatta, avanti, perfetto, come dire, siamo riusciti a completare la nostra, come dire, la nostra zona di esame con una bella festa. Sicuramente anche questa festa sarà ricordata nei meandri ovviamente della nostra fantastica avventura qui all'università. Manca un'ora al momento di andare a casa, fai gli ultimi saluti e cominci a pensare all'iscrizione successiva per tornare o addirittura per goderti la nuova
come dire, zona casalinga. Vediamo un po' cosa è successo. Se vuoi godere una visuale migliore dei fuochi d'artificio, prova a selezionare la visuale della mappa. Mi sa che ormai è troppo tardi, perché ormai li abbiamo già sparati al piano superiore. Quindi ragazzi, siamo riusciti a completare la nostra avventura all'università. Adesso vedremo se ce l'abbiamo fatta, come dire, a ottenere finalmente il nostro obiettivo principale. Ed ecco che si ritorna a casa pronti per una nuova avventura. Nel caso non fossimo riusciti a ottenere la nostra laurea, vedremo adesso di tornare all'università e magari ottenere finalmente il nostro nuovo corso di laurea. Sicuramente ci vorranno 3 settimane prima di ottenere in totale la nostra laurea. Noi ne abbiamo effettuate ben 2, quindi rimarranno gli ultimi giorni appunto per completare il nostro obiettivo principale. Allora, vediamo un po', eseguire addirittura uno spettacolo di fuochi d'artificio, magari la prossima volta cercheremo di farlo. Ed ecco che completiamo, la sessione è finita, vediamo un po'. Ah, che ricordi, questa sessione della tua vita universitaria è finita e ci stiamo dirigendo appunto verso casa. Sicuramente i nostri cari ragazzoni non sono riusciti a ottenere la nostra laurea, mancherà davvero molto poco, magari 1, 2 o addirittura 3 crediti per completare la nostra avventura all'università. Quindi vedremo adesso vedremo di cercare il nostro nuovo corso di laurea e magari partecipare immediatamente alla conferenza, visto che mancheranno davvero poche sessioni per ottenere finalmente la nostra cara e amata laurea e arrivare certamente alla nostra vita lavorativa. Allora, manca davvero poco anche all'arrivo a casa, dobbiamo anche mettere da parte qualche soldino per iniziare a costruire la nostra dimora, perché vi ricordo che ancora non abbiamo messo neanche un mattone, e vedremo adesso quello che potremo fare. Eccoci arrivati a Sunset Valley, ragazzi. I nostri cari amici si ritrovano appunto nel taxi principale che li sta portando appunto a casa. Vediamo un po' cosa succede. Adesso chiameremo l'università per sapere quello che è successo con i nostri cari ragazzoni. Eccola qua, vediamo un po' cosa succede. Iscriviti all'università per capire quindi quello che è accaduto nell'ultima sessione di esame, come ci ritroviamo per quanto riguarda la nostra avventura. Allora, vediamo un po', addirittura ci mettiamo già a ridere. Allora, potete vedere che abbiamo ottenuto con Russell ben 36 crediti su 48, quindi con una nuova sessione, sempre in economia, cercheremo quindi di completare il nostro corso di laurea. Potete vedere che con una sessione, selezionando appunto 12 crediti, arriveremo certamente al nostro obiettivo principale. Ci porteremo dietro anche, come dire, il nostro caro Bill, perché come potete vedere il nostro caro Bill Jacobi si ritrova completamente indietro per quanto riguarda la sua laurea, però cercheremo anch'esso di portarlo avanti, anche egli di portarlo avanti, perché ovviamente ci fa sempre divertire, quindi non lo lasceremo a casa. Però quindi sicuramente una nuova sessione universitaria ci vuole per completare quindi la nostra avventura. E quindi ragazzi, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Fatemi sapere quello che ne pensate tramite un voto o un commento. Ciao a tutti ragazzi!